All'ultimo minuto onestamente faccio sempre la corsa, quello sì, però quest'anno facciamo, come dire, i regali più personalizzati, tranquilli, il pensierino che tante volte è quello che più ricorda Natale. Comunque buon Natale a tutti quanti. Solo proprio uno o due, le ultime cose. Già comprato tutti i regali? Pochi, no tutti, perché non ci sono soldi. È ancora presto per fare un bilancio definitivo, ma una cosa è certa, la crisi non è ancora finita e anche in questo Natale di difficoltà economiche i consumi restano al palo. Chi può fa un regalo alle persone più care, spendendo in linea generale meno dell'anno scorso. Chi oggi può, in qualche modo, un presente continua a farlo. Sicuramente un presente che rispetto agli ultimi anni costa un po' meno, ma la voglia di far sentire il Natale anche nelle famiglie meno agiate sicuramente non viene persa, e questo è un segnale molto positivo. Negozi pieni e gente che si aggira incuriosita fra le bancarelle in questo giorno di vigilia, e tuttavia i commercianti sono insieme contenti e delusi. Troppi i clienti che devono accontentarsi di guardare le vetrine. Subito dopo il Natale riprendiamo ancora ad essere un paese che zoppica, un paese che vuole assolutamente ripartire, ma allo stesso tempo non vede le risorse messe a disposizione neanche da un punto di vista proprio di un'idea di dove si può andare. Sono le ultime ore utili per trovare il regalo che manca, il regalo giusto per la persona più cara. Comprato già tutti i regali? Magari sto cercando gli ultimi pezzi, guardi, perché è una tragedia, arriviamo tutti stressati a questo periodo qua. Sì, ho già comprato tutti i regali, in questo periodo così buio. Meglio che aspettiamo Babbo Natale e rimanere un po' tranquilli. Non ho comprato niente quest'anno. Molti sicuramente hanno scelto di non comprare adesso, ma di attendere i saldi anticipati al 4 gennaio. Gli addetti ai lavori sperano di attirare i clienti almeno nel periodo dei grandi sconti.